Ben ritrovati al nostro ormai consueto appuntamento in diretta con la funzione pubblica. Per il momento sarà questo un appuntamento conclusivo, ciò non toglie che ci saranno altre opportunità, altre occasioni, speriamo non gravi, di intervento da parte delle RSU, ma comunque è il momento di tirare un po' le fila. Sono svolte le votazioni, vediamo che cosa è successo, che risultati sono stati conseguiti e lo ribadiamo ancora, tutto ciò in funzione di dare un miglior servizio possibile ai cittadini, perché quando si parla di funzione pubblica parliamo di enti, parliamo di territorio, parliamo di uffici pubblici, di sanità e quant'altro, e naturalmente anche i dipendenti del settore che devono poter operare al meglio, più che mai in un momento di contrazione della spesa, di tagli, di difficoltà, dove quindi gli equilibri sono fondamentali. Protagonisti odierni per spiegarci che cosa è successo, che cosa è emerso, se si è configurato un panorama nuovo, alternativo o un consolidarsi di posizioni o meno a seguito delle votazioni che si sono tenute, vi presento i nostri ospiti. Mary Pallaro, ben ritornata, segretaria funzione pubblica della CISL del Veneto. Michele Roveron, funzione pubblica sempre CISL Veneto, ben ritornata anche a lei. Ben arrivata Alessandro Peruzzi, segretario generale funzione pubblica CISL di Padova. Buongiorno. Grazie anche a lei. Allora, cominciamo a questo punto con Mary Pallaro. Cosa è successo, cosa è venuto fuori da queste votazioni per le quali insomma c'è stata una bella battaglia, un bel battagliare? Sì, sì. Allora, per ricapitolare un attimo, le elezioni RSU hanno riguardato l'elezione dei candidati che le varie sigle sindacali avevano inserito nelle proprie liste, per cui a questa elezione, perché è una vera e propria elezione, hanno partecipato tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti al sindacato. E il risultato che è emerso è che i lavoratori hanno scelto per l'ennesima volta la CISL della funzione pubblica. Noi abbiamo qui vediamo il grafico. Abbiamo ottenuto, come vediamo, il 34% dei voti, la nostra diretta concorrente è la CGIL con un 30%, poi abbiamo la UIL con un 16% e poi gli altri sindacati, che sono sindacati minori, che abbiamo messo tutti insieme. Questi sono dati che noi abbiamo assemblato da livello regionale. Qui dentro noi abbiamo i risultati poi che possiamo scorporare per i vari comparti, che sono quelli della sanità, degli enti locali, di Stato e parastato. È stata una battaglia importante, la chiamiamo battaglia ma insomma, per dare un segnale, ma perché qui veramente si giocava il modo diverso di interpretare i tempi odierni. La politica della CISL che è stata quella di concertare, indipendentemente poi di chi è il governo che noi ci troviamo di fronte, di concertare il meglio possibile per lavoratori e cittadini, a confronto poi con politiche di altre organizzazioni sindacali che hanno preferito invece una politica di rottura dicendo no e basta. E noi venivamo già dalle ultime RSU del 2007 dai risultati positivi perché avevamo già la maggioranza, per cui tutti sanno che poi mantenere la maggioranza in un periodo così complicato come quello che abbiamo avuto, perché vuol dire assumersi delle responsabilità, vuol dire arrivare a scegliere, a decidere, perché poi questo risultato, se letto nei singoli enti, vuol dire che noi negli enti, nel 50% degli enti, 60% degli enti del Veneto abbiamo la maggioranza come sigla all'interno degli enti, per cui incidiamo nelle politiche di quell'ente e questo insomma è un buon viatico per quello che dovremmo cominciare a fare da oggi stesso. Esatto. Che cosa dovrete incominciare a fare a questo punto? Praticamente da domani mattina, la data precisa è il giorno 16, tempo utile appunto per eventuali ricorsi, si andranno in qualche modo a codificare, a certificare gli eletti, i nostri eletti, tutti gli eletti nei vari enti e inizierà il nuovo percorso. Nuovo percorso che non è altro quello che è stato fatto fino a 15 giorni fa, cioè il ruolo del candidato RSU all'interno della propria azienda, che è quello di confrontarsi con l'amministrazione, capire quali sono i problemi da risolvere e con quali modalità utili si possono in qualche modo risolvere queste problematiche. Quindi dal giorno 16 tutte le aziende avranno l'RSU a disposizione per iniziare il nuovo percorso. Le problematiche tipo che vi troverete ad incontrare sono sempre le stesse di sempre oppure emerge qualche cosa di nuovo alla luce di una nuova situazione politica, economica soprattutto? Sono le medesime per alcuni aspetti che riguardano appunto l'approvazione e l'applicazione del contratto di lavoro, quindi come più volte detto con la certificazione e l'applicazione dei contratti decentrati all'interno delle aziende, però ad oggi gli scenari sono veramente cambiati.
quindi rapidissimamente, tra l'altro. E rapidissimamente la pubblica amministrazione si sta riorganizzando, e quindi in ogni ambito, in ogni comparto, l'impegno che dovremmo assumerci da oggi in poi è proprio quello di confrontarci quotidianamente con l'amministrazione per capire quali possono essere gli aspetti legati alle riorganizzazioni che possono dar benefici sia ai lavoratori che ai cittadini. È un argomento che da tempo noi trattiamo, però credo che oggi di fatto diventa l'argomento quotidiano. Ecco, ci sono arrivati dei messaggi anche durante le nostre repliche da parte di lavoratori precari del settore pubblico, delle rimostranze dicendo nessuno si interessa di noi, erano stati contratti a termine che poi dovevano dare qualcosa di più definitivo, invece è stato bloccato, dipendenti di province, di altri enti, eccetera, giovani relativamente, perché c'è gente che parla di aver 40 anni, però è sempre questa azione di precariato. Per questi chiedevano: ma siamo rappresentati? Chiedo a voi, cercando di dare una risposta a tutte queste istanze. Certo, sicuramente sì, sono rappresentati, sono lavoratori a tutti gli effetti e quindi rientrano sicuramente. Ma che cosa si prospetta? Allora, noi da sempre abbiamo tentato di capire quali sono le manovre che sono opportune, possono essere opportune prevedere per dare una risposta anche a questi lavoratori, tenendo presente che in diversi enti questi sono soggetti fondamentali per il buon funzionamento dell'organizzazione del lavoro. Le condizioni esterne che si sono inserite in questi ultimi tempi però di fatto hanno ritardato. Io ho sempre in mente l'accordo che abbiamo fatto nel 2007 e poi negli anni successivi, un accordo regionale che andava in qualche modo a stabilizzare tutti i precari delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti strumentali in alcune situazioni, ma anche con indicazioni chiare rispetto agli enti locali piuttosto che alla sanità ed altri enti pubblici non economici. Lì fino al 2009 si è riusciti anche a trovare degli accordi positivi dove abbiamo recuperato percentuali significative, quindi abbiamo trasformato lavoratori da condizioni di precariato a condizioni di stabilità assoluta. Oggi la situazione è sicuramente difficile, più difficile di quegli anni che io le citavo, però l'impegno nostro rimane il medesimo, quindi man mano che andremo a verificare quali sono le reali esigenze sotto profilo organizzativo in seno ad ogni singola azienda, l'impegno sarà quello di tentare di far sì che anche questi possano trovare una stabilizzazione. Come ribadivo prima, tantissimi di questi sono da anni che lavorano all'interno della pubblica amministrazione con un rinnovo ciclico del loro contratto, per cui noi li riteniamo forza attiva all'interno della singola azienda ed è opportuno trovare comunque delle risposte anche per loro. Assolutamente. Entriamo nello specifico, quindi vediamo dove c'è stato un maggior apporto e quindi nei vari comparti che vi riguardano. Sì, innanzitutto direi rispetto alla prima richiesta è quella di un buon risultato per quanto riguarda l'affluenza alle urne, cioè l'affluenza al voto, e che ha confermato un riconoscimento da parte dei lavoratori per quanto riguarda il sindacato confederale. In particolar modo a Padova diciamo che siamo stati riconosciuti dai lavoratori sia iscritti che anche non iscritti, perché ricordo che le RSU vengono la possibilità di voto sia anche per i lavoratori non iscritti, quindi è per tutti quanti, con una importante affluenza e con un riconoscimento per quanto riguarda la CISL Funzione Pubblica a Padova del lavoro svolto in questi anni e l'impegno che ci dobbiamo assumere per dare continuità a questo lavoro che auspichiamo sia il miglior possibile per dare, come dire, risposta in particolar modo ai servizi ai cittadini, come effettivamente ci teniamo a dire, con una particolare attenzione ai lavoratori e all'organizzazione dei servizi. Ecco, abbiamo visto un grafico poco fa che era esplicativo a che riguardo? Quindi un po' quello che stava dicendo prima. Sì, allora abbiamo eccolo qua. Un dato estremamente importante. Intanto una crescita riferita dal 2007 al 2012, tornata precedente, con un aumento dei consensi da parte della CISL, un punto percentuale complessivo di aumento
E in questo momento, diciamo, anche storico, con difficoltà anche economiche, con una crisi economica e con quindi anche questo scenario di voler individuare anche il sindacato come aspetto negativo politico, no? Poca affluenza, poco consenso, noi possiamo dire che a Padova effettivamente ci ha dato soddisfazione con il consenso, l'affluenza e con il risultato che è quello di dire un punto percentuale complessivamente in tutti i comparti. In alcuni comparti abbiamo avuto, tipo la sanità, 3 punti percentuali in più, con situazioni per quanto riguarda delle strutture sanitarie con bella differenza rispetto alle altre organizzazioni sindacali, quindi un 45% rispetto al 2007, 3 punti percentuali in aumento. E diciamo che azienda ospedaliera di Padova, l'U16, l'U15, l'U17, non avevamo la maggioranza, lo IOV, piccolo ente, però abbiamo portato a casa il doppio dei consensi di voti rispetto alla tornata precedente del 2007 e quindi è un risultato di soddisfazione prima di tutto per i tantissimi delegati che hanno dato la disponibilità a far parte delle nostre liste e a portare avanti quello che è il ruolo della CISL all'interno della sanità padovana, ma tutta della funzione pubblica di Padova, e per il risultato importante che i 320 delegati eletti dovranno portare avanti con responsabilità e con ruolo all'interno delle dinamiche di tavoli contrattuali e rispetto a diritti e vorrei dire anche doveri, perché se vogliamo migliorare i servizi, i diritti chiaramente rispetto alla norma, rispetto al contratto, ma anche i doveri da parte nostra, con responsabilità ai tavoli seduti per pretendere e chiedere che le amministrazioni facciano la loro parte. Bravissimo. Andiamo su questo aspetto, poi vediamo anche un'analisi generale di andamenti di voto per capire anche dal punto di vista sociale cosa sta maturando, se sta maturando qualcosa oppure no. Andiamo prima in pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Ecco, stanno arrivando i messaggi, intanto anche li mettiamo un po' in onda, li lasciamo scorrere. Un po' volevo fare la domanda a voi, perché ci sono state delle indagini sociologiche che poi verranno anche approfondite, eccetera, in relazione al nord-est in particolare, dove cala un po' la fiducia nell'ambito verso la politica, le persone sono un po' disorientate, un po' per le lotte interne fratricide da una parte, dall'altra, dalla terza, un po' perché il governo è molto duro, forse troppo nei confronti dei cittadini normali, e aumenta invece la forza, la fiducia riversata nei confronti del sindacato e anche delle, non tanto associazioni di categoria quanto associazioni tipo consumeristiche, quant'altro, queste che rappresentano proprio i cittadini veri. Di questo però ne avete avuto riscontro con le votazioni dell'RSU, cioè in percentuale c'è stata una partecipazione maggiore rispetto al passato che può essere testimonianza di un bisogno di essere sostenuti, rappresentati socialmente, oppure soltanto questa può essere un'indagine fatta così su campione che non trova riscontro in momenti di confronto, insomma. Allora, so che è difficile valutarlo così, però... No, credo, poi noi siamo sindacalisti, vuol dire all'interno di un grande sindacato che è la CISL, che è un sindacato confederale. È proprio la nostra politica che è stato difficile spiegarlo al lavoratore, ma proprio l'esigenza che abbiamo di riorganizzare i servizi per poter risparmiare e nel contempo dare migliori servizi ai cittadini, tutelando anche quello che è la parte salariale del lavoratore, entra in questo contesto generale. Perché è vero che magari come dipendente pubblico da un lato siamo tutelati perché magari i licenziamenti, la cassa integrazione noi la sentiamo un po' meno, ma come dicevo prima noi siamo un'elezione sindacale confederale che ha al nostro interno quei pezzi di categorie che invece con la crisi si sono scontrati in maniera molto dura. Se poi noi pensiamo al nostro quotidiano vivere, noi siamo parte di quel famoso nord-est che è stato locomotiva dell'Italia per quanto riguarda l'economia, ma che oggi tutti i dati dimostrano che sta soffrendo in maniera molto pesante. Per cui noi abbiamo una miriade di piccole imprese, ma che sono imprese di natura familiare, per cui abbiamo padre, madre, figli che lavorano all'interno della stessa struttura. E quando le cose vanno male in quell'azienda, cioè la famiglia rimane senza reddito, per cui è una responsabilità forte che noi abbiamo e quello che noi, tra virgolette, imputiamo a questo governo tecnico è che capiamo che c'era un'esigenza prima di tutto di mettere in sicurezza l'economia, ma fatto 100 le risorse che noi dovevamo recuperare o risparmiare per mettere in sicurezza, c'erano ambiti
dove noi potevamo veramente andare a prendere queste risorse che non era gravando su queste persone che sono già in difficoltà, perché sappiamo, no, che c'è un 20% che detiene la ricchezza, no, dell'80% e il resto fa gran fatica arrivare a fine mese. Allora magari potevamo andare a prendere un po' più da questi, e questa è la politica che sta facendo oggi il sindacato, e questo forse che i cittadini ci riconoscono in questo momento, però è complicato. È complicato perché noi oggi abbiamo un governo tecnico che ha una grande maggioranza in Parlamento, che è dato dall'ex maggioranza e l'ex minoranza, per cui diventa ancora più complicato, ma è ovvio che è il ruolo del sindacato, e per cui noi non ci stancheremo ad affrontare. Sappiamo che oggi c'è un incontro fiume col ministro Fornero e le rappresentanze, la Camusso, Angeletti e Bonanni, proprio su questi temi, e sappiamo tutti quanto la Fornero su questo tema si è messa in maniera anche pesante, ma stiamo parlando di risorse per la cassa integrazione, stiamo parlando di risorse per la mobilità dei lavoratori, ma queste sono risposte che oggi sono essenziali per dare un po' di speranza a quei tanti lavoratori o ex lavoratori che si trovano senza reddito, e noi non possiamo togliere a queste persone anche la speranza, perché se togliamo questa è finita la nostra civiltà. Assolutamente, cosa dice? Io devo assolutamente ribadire quello che la collega ha confermato poc'anzi, cioè la situazione è sicuramente grave e drammatica, comprendo i cittadini. Il ruolo che abbiamo noi come organizzazioni sindacali è proprio quello che lei andava a codificare poc'anzi, è quello di pur tentando di governare i processi all'interno delle aziende, avere un occhio di riguardo anche a quali sono i riflessi sulla cittadinanza in senso stretto. Non voglio andare oltre riferendomi alla categoria dei pensionati, dove anche lì si vive un disagio che non è sicuramente da non prendere in considerazione. Per cui il nostro ruolo rimane il medesimo da sempre, è quello di capire quali possono essere le reali esigenze dei cittadini e dei lavoratori tutti, e fare un fronte comune per capire come possiamo incidere poi anche all'interno dei processi politici, quindi quali possono essere le proposte da una parte, e nel caso in cui queste non vengano in qualche modo accolte, capire quali possono essere ulteriori strategie da prendere in considerazione, perché il nostro punto di vista fondamentale è la collettività in senso lato. Quindi non ci soffermiamo semplicemente alla tutela stretta dei lavoratori, ma abbiamo un quadro d'insieme che per noi è complessivo, per cui questo è il ruolo che noi dobbiamo avere. E vorrei dire e aggiungere che a maggior ragione in questo momento particolare in cui la politica di fatto sta vivendo una transizione, mettiamola così, attraverso l'individuazione di un governo tecnico che in qualche modo sta portando avanti alcune situazioni e criticità che non sono state prese in considerazione precedentemente. E quando parlo di governo tecnico che risponde alla politica, come diceva la collega, mi riferisco a tutta la politica in senso generale, sia l'opposizione che la maggioranza. Assolutamente, ecco, arrivavano dei messaggi relativamente a chi cercava lavoro e veramente non si sente rappresentato da nessuno. Nei centri per l'impiego, dove ci sono tantissime persone a cui si rivolgono, insomma c'è un po' di, lo si diceva anche prima, di malessere legato a questo fatto. Per quel che riguarda il pubblico. Sì, allora innanzitutto volevo focalizzare l'aspetto che è stato evidenziato per quanto riguarda il lavoratore e il sindacato, cioè la visione del lavoratore. Io dico, i propri dati di questa tornata, che confesso questo eravamo anche noi in preoccupazione per capire effettivamente, ho detto prima, con la situazione economica, con la crisi politica, con tutto questo scenario anche a livello nazionale e internazionale, quindi mette il lavoratore persona in una situazione veramente di difficoltà di capire il futuro. Abbiamo avuto un consenso veramente importante. È una conferma che noi ci aspettavamo, ma voglio dire, sono poi i dati poi che vanno a confermare. E per quanto riguarda le adesioni alla CISL, al sindacato CISL della funzione pubblica, perché su 104 comuni, 69 comuni sono a maggioranza CISL. Sulle case di riposo, che fanno parte sempre del contratto autonomie locali, però hanno una dinamica organizzativa diversa, su 12 case di riposo, 8 sono a maggioranza CISL. Sanità, l'ho detto prima, ma anche negli enti pubblici non economici, l'INPS, l'INPDA, l'INAI, l'ACI, sono maggioranza. Quindi è un riconoscimento e voglio dire anche ci dà la forza e la spinta di proseguire
in un percorso che non è di oggi, quindi noi non dobbiamo dire cosa facciamo oggi, diamo continuità a un percorso che da qualche anno, purtroppo per causa probabilmente anche il contesto storico, ma anche di una politica che non ha voluto, se non per proclami o buttandola in pasto così diciamo all'opinione pubblica e anche per scenari mediatici, ma che dopo di concreto non ha portato a nessuna rivoluzione della macchina pubblica, perché ricordo che i dipendenti pubblici hanno il contratto bloccato, sono dal punto di vista economico fermi e non si capisce perché la spesa pubblica continui ad aumentare. E qui è il vero punto dove noi diamo continuità a un nostro modo di farsi negare. Dobbiamo riformare veramente la macchina pubblica, ma ci vuole non solo la volontà di dirlo, ma anche metterci in campo. Per quanto riguarda l'aspetto di precariato, diciamo che... E di disoccupazione, perché prima è arrivato sì, un altro messaggio. Sì, nel sistema pubblico, per accedere nelle varie amministrazioni devo accedere attraverso il concorso pubblico. Di cui adesso non c'è più traccia. No, il problema è un altro, è il blocco del turnover, la regione che blocca le assunzioni. Ci sono anche problemi economici, quindi anche negli enti è il patto di stabilità e tutte queste situazioni normative e di tagli lineari, senza dover andare effettivamente a capire dove possiamo e dobbiamo assumere, perché se vogliamo mantenere o anzi riqualificare o migliorare i servizi, dobbiamo decidere in qualche modo cosa ci serve. Ma è anche nella questione anche di una gestione familiare, se noi dobbiamo fare determinate cose dobbiamo o aumentare il mio budget familiare o devo contrarre alcune spese, è chiaro. Ma non è che possiamo dire abbiamo 10 dipendenti, con 10 dipendenti possiamo fare il lavoro di 20. No, ma a questo punto tanti si chiedono, al di là di realtà palesi, perché abbiamo la Calabria dove c'è a volte, o la Sicilia, ci sono degli esuberi di assunzione pubblica palesi a tutti. Al di là di questo, giustamente il cittadino dice sì, non è che togliamo dipendenti quindi il lavoro non lo si fa, forse ci sono altri tagli da fare prima che di andare a toccare il numero delle persone, tagliare opportunità occupazionali, concorsi, però quei tagli non si fa cenno assolutamente e di conseguenza alla fin fine si vuole quasi andare ad indicare che l'unica via può essere quella, che il prossimo step, che si capisce che è quello, insomma non è che ci voglia tanto, una volta sistemato il lavoro nel privato e i disoccupati. Cambierei un po' l'aspetto di dire non tanto i tagli ma razionalizzazione della spesa. È lì che dobbiamo incidere. O delle risorse. Della spesa e delle risorse, per carità, ma poi rispetto alle risorse che io ho, rispetto a cosa voglio fare, perché in sanità a me va bene che si aumenta il servizio, si aumenta le unità operative, si aumentano le specialità, ma dobbiamo avere anche gli infermieri, dobbiamo avere gli operatori sociosanitari, dobbiamo avere anche le risorse, dico tra virgolette, umane per poter gestire, per poter aprire nuovi servizi, per poter dare servizi diversi, migliori e più efficienti. Quando invece la Regione mi blocca il turnover, mi blocca le assunzioni e dalla Regione, io parlo per Padova chiaramente, siamo bloccati rispetto alle assunzioni dell'azienda ospedaliera di Padova che oggi dovrebbero accedere a assumere 32 infermieri, ma sono poco rispetto alla vera esigenza, la realtà di quello che manca, o in LUS 15 che stiamo attendendo con concorso fatto, con una graduatoria di infermieri, stiamo attendendo l'ok della Regione, spero che arrivi nei prossimi giorni, quando lì abbiamo un aumento delle ore straordinarie, un blocco delle ferie perché non riusciamo a gestirle con il prossimo piano ferie estive davanti, cioè non è che ci sono, come dire, vogliamo assumere perché ce li inventiamo, no, ci sono dati oggettivi che parlano chiaro. Quindi abbiamo la possibilità di assumere, abbiamo la possibilità di portare professionisti nuovi, giovani anche, perché ricordo che il tasso medio di età sta aumentando, quindi è un altro problema che noi abbiamo iniziato in questi giorni, sarà un problema del futuro che dobbiamo farcene carico e come parte sindacale siamo tutti i giorni proprio a spingere più che il precario, ma perché vengano assunti persone nuove per dare un servizio rispetto a quello che sono le esigenze e questo automaticamente vuol dire accesso di nuove persone, sia infermieri, operatori sociosanitari, ma anche nell'aspetto amministrativo e tecnico abbiamo delle difficoltà e esigenze. Stiamo parlando di prevenzione
Ma se non assumiamo controllo per quanto riguarda la sicurezza, se non assumiamo tecnici di prevenzione o tecnici che dovrebbero andare nel territorio per gestire un aspetto importantissimo, facciamo molta fatica, ma anche nelle agenzie delle entrate, o assumiamo personale, magari qualche ispettore in più, oppure rischiamo di incontrare le funzionalità all'interno magari e non avere un controllo più mirato all'interno del territorio. Certo, ma allora la riforma che è stata attuata delle pensioni e che ha portato comunque, che porterà l'Italia ad un primato di andare in pensione a N anni, e quindi immaginiamo un infermiere di 65 anni, già immagino queste scene, perché nel privato purtroppo si teme che sarà buttato fuori dal mercato del lavoro prima e non beccherà niente, sarà una cosa tristissima, no? Perché veramente un'azienda che si trova la persona che deve portare mezzi pesanti o che so io a 65 anni, ma vabbè, è paradossale, magari assunto in una società di 3 persone, perché poi ormai le cose si inventano, può licenziarlo quando vuole e non avrà problemi, quindi questi poveri 60enni, 55enni senza lavoro, senza artene parte, senza beffati per lo più. Ma nel pubblico, dove questa possibilità non esiste, almeno in quello non c'è, trovare un infermiere, facciamo l'esempio, che deve fare un'OTA, quello che vogliamo, un lavoro pesante o anche un lavoro di amministrazione, di verifica e di controllo davanti a un terminale, un computer 8 ore, che è pesantissimo, a 65 anni, mi sembra veramente una cosa un po' strana, no? Un po' difficile da ipotizzare, si ipotizza, però il sistema, come diceva lei, poi non funziona. E allora voi cosa pensate in proiezione, visto che adesso siete le votazioni, visto che questo futuro è prossimo di fare? Vi pongo la domanda, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo e vediamo le risposte. Allora, me ne riparlare a questo punto, persone sempre più anziane, meno forze giovani, perché tanto soldi non ce ne sono, e dove si va a parare? Voi che cosa farete? E questo la ricollego anche alla domanda che faceva prima sul personale precario oggi, no? E com'è importante poi, e anche la difficoltà di trovare lavoro. Credo siano tutte un po' collegate perché fanno parte di uno stesso filone, uno aggrava l'altro. Allora, nel pubblico, sì, esatto, un gatto che si mangia la coda. È un gatto che si mangia la coda. Allora, noi abbiamo le pensioni che poi nelle donne del pubblico sono arrivate a 66, ne sono già, cioè, da subito. Noi abbiamo avuto quella indicazione europea che ci ha portato di botto ai 65 anni, prima ancora che ci pensasse il governo tecnico. Poi nella manovra del governo noi siamo già arrivati a 66 come donne del pubblico, per cui insomma siamo già a posto. Il nostro impegno forte che avremo da subito all'interno delle RSU sarà quella poi di gestire un'organizzazione che permetta una gestione di tutto questo personale di questa età, perché non si assumono persone nuove e abbiamo tutte persone che ormai hanno un'età media che è attorno ai 50 anni. Noi pensiamo solo in una corsia agli infermieri, ma anche nelle case di riposo, dove questa è maggioranza, e gestiscono tutti i pazienti anziani che hanno bisogno veramente anche di una forza fisica, per cui noi dovremo assolutamente gestire l'organizzazione, capendo quali sono i posti dove noi possiamo in qualche maniera poi far concludere gli ultimi anni di vita lavorativa. Ultimi, attenzione, 55, 65, 67, sono 12 anni, 10 sono 12 anni e questo sarà uno sforzo immane, da un lato questo, dall'altro anche fornirci e fornire ai lavoratori quei strumenti, solleva pazienti adesso, ma quegli ausili che aiutano a portare avanti il lavoro senza poi gravare, perché insomma poi le certificazioni mediche anche in questo ambito di idoneità parziale sono molto pesanti. Dall'altro, quando prima si parlava del precariato all'interno della pubblica amministrazione, il fatto diventa ancora più grave, perché se alcuni anni fa, se uno poi non veniva stabilizzato nella pubblica amministrazione, trovava magari una possibilità di impiego nel privato, oggi con la chiusura o con i licenziamenti che abbiamo nel privato non c'è proprio nessuna speranza, ma è questo il problema. Tutte le manovre repressive che il governo sta facendo di fatto riduce ancora di più i consumi, riducendo i consumi si riduce l'economia, siamo in recessione, e questo è un problema, cioè deve il governo porsi il problema che siamo in recessione, noi dobbiamo dare respiro all'economia, perché solo... Sì, ma io interrompo un attimo per cercare di dare anche un po' sostegno a quei messaggi che sono arrivati, stanno arrivando. Ma questo lo diciamo e voi lo dite, lo ribadite, ma cosa si fa? Perché poi alla fine il cittadino dice: ma state facendo qualcosa, ci rappresentate in queste cose che sono sacrosante? Perché finora si sente non rappresentato, ci sono frasi che parlano di dittatura del governo, che poi non ci sono neanche lontani, perché se le forze sociali non riescono ad aver breccia, fa paura questo. Allora,
non è che non riescono a fare breccia, è però complicato, per cui è necessario anche fermezza in questo momento, perché è un momento molto delicato, perché poi si rischia che quando si supera un certo limite anche di civiltà nel dialogo, si rischia veramente che poi la gente che è davvero alla disperazione prenda strade che sono quelle che noi dunque anche i toni devono rimanere assolutamente fermi e pacati, ma quello dicevamo prima che oggi, anche oggi proprio in questo momento al tavolo con il governo, il sindacato stanno portando avanti è proprio l'esigenza di aprire su questo fronte, mettere in sicurezza oggi chi è senza lavoro, chi non ha lavoro e nel contempo far partire l'economia, ma questo lo devono fare, ma credo che ormai il governo su questo se ne debba rendere conto, perché altrimenti si assumerà la responsabilità di quello che succede. Ma non è un governo politico, per cui non gli importa politico. niente della responsabilità, se ne va poi per la sua strada e saluti, noi restiamo lì. Quindi perché un governo non è un governo politico, voglio dire, non è detto che qualcun altro non si debba assumere la responsabilità. Il governo tecnico, in questo caso, segue delle indicazioni chiare e le indicazioni chiare sono dettate dalla maggioranza e dall'opposizione. E come per riallacciarmi al ragionamento che faceva lei poc'anzi, qual è il ruolo del sindacato in questo caso? È proprio quello di far capire qual è la reale situazione della cittadinanza italiana, quali sono i rischi che noi in qualche modo incorriamo nel caso in cui le scelte possono continuare in questa direzione. E la fermezza che abbiamo visto in questi ultimi giorni, tra l'altro da parte di 3 sindacati confederali, a partire da Bonanni che è il nostro, ma poi seguire anche con Camusso e Angeletti, voglio dire, è stata assolutamente ferrea e decisa la posizione che hanno assunto nei confronti del governo, e credo che questa sia il vero segnale del ruolo che noi rivestiamo, specie in questi momenti particolari e difficili. Quindi il fatto di cogliere in maniera diretta le indicazioni che i nostri iscritti, ma i lavoratori tutti e quindi poi i cittadini, nel momento in cui ci rapportiamo con gli stessi, anche attraverso i servizi che noi mettiamo a loro disposizione, ci permettono di capire quali sono le reali esigenze, di costruire poi un percorso e delle progettualità che in qualche modo vanno ad essere poste all'attenzione dei governi politici, in questo caso tecnico, ma attraverso il confronto con l'organo politico. Tecnico da una parte ma politico dall'altra, anche attraverso eventuali, come dicevo prima, iniziative che nel caso in cui non dovremmo aver riscontri da parte di questo governo dovremmo in qualche modo affrontare. Però io credo che sia veramente fondamentale oggi mantenere la barra ferma, perché il rischio è veramente elevato, quindi dovremmo continuare attraverso questo confronto serrato e costante, senza alzare ulteriormente i toni, perché giustamente, come diceva la collega, il limite è veramente sottile. È una situazione delicatissima, assolutamente, anche perché poi si rischia di non ottenere nulla e che è diventare anche alibi per qualcuno che dice ecco, ma sono i soliti facinorosi che fanno casino. Esatto, per carità. Il limite diventa quello poi. Esatto, cosa dice? Sì, io volevo evidenziare quello che è dopo la tornata elettorale, dopo la lettura dei dati, sì, dopo la positività e la soddisfazione per quanto riguarda la CISL funzione pubblica, e il nostro ruolo che prosegue e con un'indicazione che è importante per noi, è mettere al centro la persona. Mettere al centro la persona sia come lavoratore, sia come cittadino e come persona usufruitore dei servizi della pubblica amministrazione. Questa è una cosa fondamentale. Purtroppo la politica non ha questa attenzione a nostro riguardo e tantomeno il governo di oggi si sta, come dire, riequilibrando magari quelle assenze che abbiamo riscontrato in questi periodi. Le cito un'indagine che abbiamo fatto noi 2011 e 2010, la riporto sempre perché è un dato oggettivo e importante rispetto alle consulenze. Abbiamo un dato di circa 70 milioni, parlo della provincia di Padova, di consulenze nel 2010 e con una riduzione di quasi il 40% nel 2011. Cosa vuol dire questo? Spieghiamo un attimo. Sì, vuol dire che le consulenze, cioè le consulenze certificate, che non abbiamo dati nostri, ma dati del Ministero della Funzione Pubblica, hanno evidenziato nei comuni, in particolar modo negli enti locali, nei comuni, dove 20 comuni non hanno, né sia nel 2010 che nel 2011 hanno dato i dati, abbiamo una diminuzione di 22 milioni. Siamo passati da 46 milioni di soldi utilizzati per le consulenze, siamo passati a 24 milioni. Quindi vuol dire che c'è la possibilità
di ridurre delle spese, c'è la possibilità di valorizzare le risorse interne il personale. Noi abbiamo tantissimi lavoratori preparati, professionalmente competenti e che hanno delle competenze che dovremmo certificare acquisite negli anni, quindi ritornando anche al lavoratore persona che ha raggiunto qualche anno in più e quindi potrebbe andare anche nelle difficoltà da un punto di vista, diciamo, anche di carico, di lavoro, certo. Ma se noi sfruttiamo, tra virgolette, le competenze, la professionalità acquisite per trasportarle nei più giovani, nelle risorse nuove, ecco, è la nostra sfida, Assolutamente. Quindi cedo alla persona sia come lavoratore ma anche come utente, quindi il cittadino. Questa, guardi, negli incontri che abbiamo fatto tantissimi in questo periodo, per la campagna elettorale, assemblee, incontri, i lavoratori non ci chiedono in modo importante i soldi, il contratto, sì, per carità, nessuno li butti, sì, ma anche ci chiedono di lavorare meglio, ci chiedono un momento di riscatto rispetto al cittadino per poter dare un servizio con soddisfazione. Cioè sono stanchi di avere accuse che il pronto soccorsi ci sono le attese, avere le visite, cioè tutte quelle situazioni di disagio, perché non è responsabilità chiaramente del lavoratore ma dell'organizzazione e chi magari di sopra ha altre idee che non è quella di organizzare bene e magari per situazioni direi di disagio o di interessi personali o di altro tipo, ed è questo il cambio che dobbiamo fare rispetto alle consulenze, rispetto agli sprechi. Bisogna vedere se il cambio può essere attuato muovendosi dal basso a questi livelli, cioè in che modo siete incisivi. Ruolo. Esatto, gli appalti per gli appalti diciamo incisivi. No, gli appalti perché possono servire li valutiamo, però non possiamo partire con un appalto che quota 10 e poi nel giro di 2 anni raddoppia vistosamente senza avere effettivamente la concretezza. Questi sono i nostri messaggi, questo è il nostro ruolo oggi un po' diverso rispetto al passato. Infatti, benissimo, noi siamo arrivati al termine, il tempo è volato, io vi ringrazio del vostro intervento molteplice per quel che riguarda i nostri ospiti, una serie di appuntamenti, per il momento si concludono qui, noi continueremo invece gli appuntamenti ogni settimane alternate con invece gli anziani, quindi pensionati della CISL, la FNP CISL, la funzione pubblica naturalmente resterà sempre pronta a intervenire quando ci saranno aggiornamenti e novità che riguardano il settore, anche naturalmente su vostra istanza in virtù dei messaggi che ci mandate oppure delle chiamate che potete fare. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi di aver partecipato, di averci iscritto, noi ci ritroviamo naturalmente domani come sempre alle 12:40. Grazie.